Eccoci qua, accelero i tempi perché abbiamo un altro graditissimo ospite, Renzo Mazzaro, giornalista, scrittore e soprattutto, mi viene da dire quasi mago, nel senso che hai anticipato di tanti anni, insomma, quello che stiamo vivendo oggi. Allora, io oggi ho ascoltato varie interviste, abbiamo sentito Galan, abbiamo sentito tutte le dichiarazioni, è tutto da certificare, da appurare, abbiamo sentito anche Zaia, abbiamo la dichiarazione di Zaia, però io una domanda la voglio fare proprio per iniziare, perché tutti parlano di cifre, parlano insomma di dati, ok, io voglio invece capire un'altra cosa, perché tutti sapevano e soltanto adesso se ne parla? Perché tutti sapevano? Guarda, ho veramente delle interviste anche di persone raccolte proprio così casualmente tra la gente e tutti sapevano. E soltanto adesso salta fuori e esplode la bomba. Perché? Prego. Bah. Allora, non possiamo, come ho scritto io oggi, cadere dal pero. Non possiamo fingere di essere sorpresi. Però precisiamo alcune cose. La prima è che, per quanto riguarda il mio libro, io che cosa sapevo? Non certo delle tangenti, non certo degli appalti truccati, non certo delle malversazioni che ci sono state, che risultano adesso. Io sapevo solo delle cose che erano piuttosto evidenti a tutti, e cioè che pochi, sempre i soliti, facevano tutti i lavori pubblici e che questo dipendeva certo dal fatto che erano grosse aziende, più strutturate delle altre, questo è poco ma sicuro, però non erano in competizione, non è esistito il libero mercato negli ultimi 15 anni. Prima che tu arrivassi abbiamo sentito al telefono il deputato al Parlamento europeo Sergio Berlato e lui aveva raccolto tutta questa documentazione di imprenditori che si lamentavano che potevano, ha detto lui, lavorare soltanto in esterna a questa regione o a quella accanto, quindi la Lombardia, e non qui. Proprio quello che stai dicendo. No, possiamo anche allora mettere un altro puntino sulle i. Andiamo avanti con le precisazioni. Gli imprenditori che si lamentavano, sì, ce ne sono stati parecchi, però era un lamento fine a se stesso. Al momento in cui serviva dire qualcosa, portare qualche riscontro, qualche prova, nessuno si faceva avanti, si è fatto avanti. Questo dipendeva semplicemente dal fatto che il sistema era talmente ben congegnato, come si è visto, che se eri fuori restavi fuori. Allora chi era fuori non sarebbe più entrato se parlava, chi stava dentro perché doveva parlare sarebbe venuto avrebbe perso. Mi hai preceduto perché ti volevo chiedere, questo è un italico modo di fare, cioè del tipo mi lamento, però quando c'è da denunciare sto zitto, o appunto è questo? Mio caro conduttore, caro collega, se è un modo italico mi sa di sì, mi sa che siamo un po' tutti così, e chi si aspetta che le cose vengano risolte dall'alto, chi si indigna adesso senza chiedersi dov'era quando questo sistema marciava a vele spiegate, e magari stava in prima fila a battere le mani e ad applaudire i potenti del momento, ecco, questo qui è un comportamento schizofrenico. Le cose cambiano e cambieranno se prenderemo atto che questo sistema governato dai politici non ce l'ha mandato non so, Babbo Natale, non ci arriva per dire dal PSD della Svizzera, che non so neanche se c'è questo partito in Svizzera, ci arriva dagli elettori che hanno votato sistematicamente e correttamente i partiti che hanno prodotto queste belle malversazioni. No, però permettimi, Renzo, io continuo a sentirla questa frase, però ricordo anche i famosi apparentamenti e tutti i magheggi che poi i politici o le varie coalizioni riescono a fare, nel senso, tu sai benissimo che adesso noi siamo in periodo di ballottaggio e secondo il mio modesto punto di vista bisognerebbe creare delle leggi del tipo: sei arrivato a un certo risultato, sono vietati gli apparentamenti, arrivi fino in fondo con le tue gambe, in modo da non fare aiutini e scambi vari
e favoritismi. Nel senso, vedo che fai un po' una faccia corrugata, nel senso, sei arrivato tu Rossi, sei arrivato tu Bitonci fino a qua, ci vai da solo, non devi avere bisogno di un Saia, di un Fiore e tutto il resto. Non so se mi sono spiegato. Ti sei spiegato, però non è condivisibile il sistema. Questo vale per il discorso che facevi del tipo, ma siamo stati noi a votarli. Sì, ma io voto una persona che poi magari mi cambia, come per il calcio, la maglietta all'ultimo piuttosto che... No, scusami, non ci intendiamo. Il meccanismo elettorale a 2 turni ha il suo significato, e il significato è presto detto, è che al primo turno tutti fanno la corsa come se fosse, diciamo, con le preferenze, in modo che tutti hanno, si contano, tutti i partiti si contano. I due che emergono fanno il ballottaggio e quindi si ha un maggioritario, cioè il primo turno è proporzionale, il secondo è maggioritario. Il primo turno serve per vedere quanto sono importanti e hanno consenso i partiti singoli. Il secondo serve per costringere i partiti così distribuiti a coalizzarsi per ottenere la governabilità. Sono due cose differenti, che vengono perseguite, punto a capo. Io sto dicendo una cosa diversa. Allora, negli Stati Uniti il presidente eletto per un turno, 4 anni e non 5 come da noi, se vogliamo fare l'esempio della regione Veneto o delle regioni, può essere rieletto una seconda legislatura. E dopo basta, anche se è bravissimo. Invece c'è il carrierismo. No, che carrierismo? Qui uno si ricandida, non è carrierismo, uno si può ricandidare la terza volta, perfino la quarta. Formigoni è stato eletto 4 volte e Giancarlo Galan stava continuando. Allora, ma se non viene eletto poi, come questi personaggi che hai toccato, vai in Europa. Da lì dicevo il carrierismo. Ah, va bene, questo è un altro discorso. Sì, è importante, perché fai il danno prima qua e poi lo vai a fare anche là. No, al tempo non facciamo d'ogni erba un fascio, ti prego. Allora, cerchiamo di essere conseguenti. Stiamo parlando della Regione Veneto e nulla vieta che un presidente della Regione Veneto, una volta che finisce il suo periodo, vada a fare, che ne so, conferenze stampa in giro per il mondo come Clinton, o conferenze a pagamento, oppure vada, non so, a fare il parlamentare europeo come Letta o come mettiamo Giancarlo Galan, se avesse ancora voglia e tempo e possibilità, ovviamente, salvo questo. Ma un conto è questo impianto qui, un conto è la situazione che si è prodotta nel Veneto grazie alla mancanza di alternanza. Quello che sto dicendo io è che se avessimo avuto nel Veneto la possibilità di non far fare a uno stesso presidente, non perché deve vincere la coalizione avversaria, ma la coalizione di centrodestra, invece di candidare Galan nel 2005, avesse candidato un'altra persona, perché dopo 2 legislature non si poteva più ricandidare la stessa persona per quanto brava, avresti avuto come risultato minor stratificazione, perché la assuefazione al potere produce conoscenze, produce non solo carrierismo, produce il fatto che tu mi conosci, io sono il presidente, insomma, io al secondo giro, al terzo giro, poi io al quarto non se ne parla, sono in mezzo al delirio di onnipotenza. Qui abbiamo avuto 2 deliri di onnipotenza, uno della classe politica veneta e il secondo era tecnico, quello del Consorzio Venezia Nuova, il quale non aveva controlli. A tutte e due queste anomalie, chiamiamole così, messe assieme hanno prodotto questo bel risultato, ovvero sia il fatto che la classe politica ha potuto impiantare, d'accordo con quest'altra onnipotenza che era il Consorzio Venezia Nuova, che concessionario unico degli studi, della progettazione e dei lavori, e quindi dell'esecuzione, cioè tutto faceva senza gara per 30 anni, se consenti, e questo per legge. Tutti dicono sì, c'è una legge del 1984, sì d'accordo, ma è stata interloquita dall'Unione Europea un sacco di volte e noi l'abbiamo invece mantenuta, e si capisce come siamo riusciti adesso che i magistrati hanno smarronato, diciamo così, fra virgolette, tutto l'impianto, perché c'erano persone che erano a stipendio annuale, cioè avevamo i controllori. È emerso questo, esatto, c'erano proprio creati degli stipendi. E che stipendi, Mamma mia, da solo
sogno cioè, per 400-500 mila euro, non so, per tacere del milione di Giancarlo Galan, non lo so, insomma, cioè, delle cose che sono fuori dalla portata delle persone normali, neanche... Allora, io ho un piccolo dato, una sciocchezza, tanto per fare gossip, anche se non amo. Quando ci fu il 50° appunto di Galan, ricordiamo che ci sono stati 500 invitati nella sua villa. Ricordiamo, oltre alla villa, che a quanto ammonta la stima di quella villa? Lui disse che l'aveva pagata sui 400.000 euro, insomma, nel 2006 l'Espresso scrisse da 4 a 10 milioni di euro. Lui disse subito, se viene qua uno che mi dà 4 milioni, anzi 10 milioni, aveva detto, okay, gliela vendo questo subito. Per far capire, insomma, la ricchezza accumulata da certi personaggi. Io ho sempre rimarcato, sono foresto, non sono di qua. Quando sono arrivato qua, l'avevo subito addocchiato, ho detto, caspita, ma questo qui, Casino di Venezia, più di qui, di là, di su, di giù, ma quanta roba gestisce, caspita, complimenti, sarà un genio in tutto ciò che fa, oltre alle 2 barche, una che è in Istria, giusto, se non vado errato. Allora, in più, ricordiamo che siamo partiti, lo dicevo prima anche con Donadelle, con la stima per quanto riguarda il Mose di 3 miliardi come spese, siamo arrivati bene o male adesso a 6 miliardi, con il fatto che poi questo diventerà la fabbrica del Duomo, per tutta la vita, insomma, si sono assicurati lavoro. Io ho scritto per l'eternità. Per l'eternità, certo, hai detto bene. Sì, perché come si sa, ogni modulo, sono 78, dovrà essere ripescato, riportato in secca e diciamo grattato di tutte le... Renzo, ma che cosa manca ancora da grattare? Secondo me manca ancora tanto. Ho detto la parola grattare, tu hai pensato subito... no, scusa, chiarissimi la domanda, grattare in che senso? Non intendo da rubare, intendo da grattare lo sporco, perché qui si parla, secondo me, ancora di sanità da far emergere e tante altre piccole cosettine. Allora, io così sto sbagliando? No, io so per certo in effetti che la Procura ha dovuto, per la vastità delle cose in campo, chiamiamole delle anomalie, delle irregolarità che erano in campo, ha dovuto restringere l'obiettivo e per scelta hanno per il momento derubricato, hanno messo da parte i project e comunque tutto il mondo della sanità veneta, cosa che dunque farebbe pensare che ci dovrebbe essere un seguito, una quarta tornata, tant'è che ieri alla conferenza stampa in procura qualcuno aveva chiesto anche ci sarà dopo il terzo step, diciamo, il primo è stato l'arresto dell'ingegnere Pier Giorgio Baita il 28 febbraio 2013, il secondo è stato l'arresto dell'ingegnere Mazzacurati in luglio del 2013, il terzo è questo qui, siamo saliti di girone ed è con i politici, oltre che anche amministratori pubblici e imprenditori, il quarto, potrebbe esserci un quarto, e Carlo Nordio, che è il coordinatore dei PM, che era stato un parco di informazioni, neanche i nomi, voleva dire, qualcuno aveva chiesto, ma a proposito del senatore Galan, no, non facciamo nomi, ma come, i nomi si conoscevano, aveva obiettato il collega che aveva fatto la domanda, no, dice, questo qui è un altro ufficio, che è l'ufficio della procura, il GIP ha fatto, noi manteniamo le riservatezze, eccetera. Ma io infatti ho l'intervista ieri, l'ho mandata proprio lì nell'angolino, sì. Infatti è stato molto evasivo, parlava di non inasprire le pene per combattere la corruzione. A questa domanda stava per dire, l'impressione mia è stata che stesse... Ma allora scusa Renzo, ti mostro delle immagini, ok? E tu ci arrivi da solo, questo è il passante, tutto a posto? I nomi però sono sempre quelli. Giusto? Sì. Vabbè, questo è il Mose, ok, lo sappiamo, è emerso, ma dopodiché che cosa c'è? La Pedemontana. Sono sempre quelli i nomi, sono sempre quelle le aziende, sbaglio? No, non sbaglio. E allora come mai, insomma, se ci arrivo io che sono uno stupido e più di tanto non so, e ti ripeto, inizialmente ci siamo subito aperti il discorso dicendo, ma anche la gente comune sapeva, lo sapeva chiunque, come mai? Pian pianino, e poi, come diceva Alfano, anche una specie di favoritismo della bomba che è esplosa, dopo le europee, dopo... Non diciamo il contrario adesso. Alfano cosa voleva? Voleva che fossero, questi arresti fossero fatti prima delle elezioni.
Sì, perché facevano comodo a lui, in modo che gli altri, Esatto. avessero la possibilità di dire giustizia a orologeria, come è sempre stato detto. Qui bisogna invece prendere atto di una cosa, che i magistrati sono un pool, sono tre giovani magistrati coraggiosi, bravi, che hanno aspettato, qui evidentemente tutto l'insieme dell'ufficio della Procura di Venezia, che ha aspettato il passaggio del turno elettorale, come era accaduto nel 2013 con l'arresto dell'ingegner Pier Giorgio Baita, che viene arrestato il 28 febbraio, il 24 c'erano state le elezioni politiche. Cioè si chiamano fuori dalle contestazioni di giustizia e orologeria, e poi bisogna anche dire della bravura che hanno avuto, perché hanno portato a casa un'inchiesta che era inflazionata da tentativi di insabbiamento dall'interno. C'era gente all'interno che remava contro, ed erano, se osserviamo qui, quelli che erano... Io però l'unica domanda che voglio fare, se potessi, a queste persone, e qualcuno, una fonte insomma mi ha detto: guarda che già un anno fa le carte erano pronte e tutto. No, un anno fa no. No? Tu dici di no? Assolutamente no. E allora il PM finiscono, questi tre, diciamo, questa inchiesta comincia con un PM che è Ancilotto, che dopo viene affiancato da Buccini, e poi si unisce a un'inchiesta che era da più tempo iniziata dalla Tonini, che porta all'arresto di Giovanni Mazzacurati, e comunque le carte vengono consegnate al GIP nel dicembre 2013, quindi prima del dicembre 2013 i sostituti procuratori non avevano ancora fatto i riscontri necessari. Chiedo la cortesia di guardare un po' di più il pubblico, perdonami, sei i tecnicismi della televisione. No, mi sono lasciato, pensavo che fossimo soltanto noi due, chiedo scusa agli ascoltatori. A volte la televisione fa questo effetto. Sì, no, soprattutto se siamo qua noi due e basta, vero? Perché io non riesco a immaginarmi. Ci sono anche loro, le persone. Allora, cari ascoltatori, anzi cari telespettatori, scusate, guarderò sempre davanti d'ora in poi. Stavo dicendo che è stato faticoso trovare i riscontri, perché semplicemente, per esempio, per avere attraverso le rogatorie internazionali i riferimenti dei conti bancari, cioè, perché bisogna pensare, per esempio, soltanto le pietre che arrivavano per il Mose, per fare le dighe, arrivavano da una cava in Istria, tra l'altro di proprietà per interposta persona degli stessi che andavano a prelevare con le navi il pietrame. La nave nel passaggio, per dire solo un piccolo esempio, cambiava proprietario, e quindi quando arrivava bisognava pagare 2 società invece di una, e dove in una società austriaca che aveva il conto in Svizzera, che rinviava in Canada, in una banca di Bangkok. Che magheggi. Cioè, voglio dire, per far perdere le tracce. Ora pareva... Questo è anche un pochino il gioco che è stato fatto per l'Expo a Milano, cioè il creare un'onda talmente ampia da spezzettare, da suddividere ciò che era alla fin fine la grande torta, e rendere così alla magistratura, alla finanza, difficile la rintracciabilità di tutti i magheggi economici. Quello che invece, ecco, queste persone non hanno messo in conto era che diversi paesi che loro davano per scontato non avrebbero accettato le rogatorie, hanno invece risposto, e anche rapidamente. E quindi sono stati messi a punto i riscontri necessari. Insomma, era un lavoro, uno che si legge le 711 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare di quest'ultima tornata di arresti, di incriminazioni, gli gira la testa. Renzo, spiegami una cosa, perdona se ti interrompo, però qui il tempo fugge, io ho altre domande da porti. In teoria Zaia doveva annientare tutto ciò che era la continuità di Galan, sbaglio, nella nostra regione, azzerando quindi tutto ciò che erano le commesse, e invece non è avvenuto, perché i contratti erano bloccati. Io ricordo anche che ci fu, ed è scritto nel tuo libro, una specie di reclusione, di rapimento di Berlusconi, che fu chiuso in una saletta, e gli chiesero: guardi, lasci Galan al posto di Zaia, non mettere Zaia. E invece cosa non è avvenuta? Tutti temevano che Zaia avrebbe fatto man bassa, non è così. No. Però lui è involontariamente dentro questa cosa, chiedo.
No, ecco, io spero di no, quello che intanto è emerso è no. Rimane il fatto che viene arrestato Renato Chisso, che era assessore di Giancarlo Galan. Lui è la continuità. Ma è l'elemento di continuità fisica nell'amministrazione, nel governo di Luca Zaia. Allora Luca Zaia, per quanto sia poco simpatico dirlo adesso che siamo a Padova, che siamo in campagna elettorale e c'è Bitonci che... Noi siamo, scusa, in par condicio? No, comunque, si può parlare. Comunque, benché, quello che voglio dire è che i candidati della tornata elettorale di domenica cercano di trascinare ognuno verso il proprio cortile l'effetto comunque traumatico che ha nell'opinione pubblica questo scandalo. Bitonci dice la Lega non c'entra, dimenticando che la Lega ne ha avuto ben donde. Ricordiamo gli scandali passati, il Trota e compagnia bella. Appunto Belsito non è che è nato sotto i cavoli. Esatto. Pardon di questa e espressione. Anche il PD non è il Partito Democratico non è santo, il PD, anche se Renzi ha adesso... No, il PD si trova adesso, proprio ora, esattamente a 2 giorni dal voto, si trova un Orsoni, che è stato scaricato, stavo dicendo, completamente da Renzi, però le dichiarazioni sono queste. Noi non... Sì, ma comunque non c'è nessun problema, solo che succede, dice Rossi, succede a Venezia e non a Padova. Insomma, tutti e due cercano di trainare verso il proprio... Però, a parte questo, rimane un fatto innegabile che dentro alla composizione del governo Veneto si apre una falla, un assessorato, quello che era di Renato Chisso, che non era un assessorato da poco, era un assessorato alle infrastrutture e ai trasporti che ha contribuito a portare il consenso, e che consenso, alla compagine di governo della Lega e del PDL. Ecco, qui si è fatto un vuoto. Luca Zaia non può... mentre dice... Ecco qua, questo è proprio il sito, le grandi opere, proprio Renato Chisso. Sì, mentre dice male non fare, paura non avere, io non c'entro, eccetera, continua ad essere però, non è una persona singola, è il capo di un governo. Allora deve rispondere alle delle domande, cioè come mai? Infatti oggi ti spieghi o no? Come ci le sue dimissioni. Allora... io purtroppo ho una regia, ho dei tempi tecnici da rispettare e quindi sono contento che vado a cena. Devo salutare ringraziando quindi Renzo Mazzaro, giornalista e scrittore. Ricordo quindi il titolo del tuo libro, che è I padroni del Veneto. Grazie per essere stato qui da noi, ti avevamo invitato domani sera per l'approfondimento quindi con TV7 Match, ma Renzo, come tutte le persone, insomma, ha i suoi impegni. Questo lo dico soltanto per ricordare che questa sera alle 20:50 non dovete perdere speciale ballottaggi e successivamente alle 21 scusate, Gioventù Politica. E come già ho anticipato, domani sera noi torniamo alle 19:15 e successivamente ci sarà TV7 Match, quindi il gruppo editoriale TV7 con l'informazione sempre attivo e impegnato per tenervi compagnia e soprattutto tenervi informati con graditissimi ospiti come Renzo Mazzaro. Grazie Renzo per essere stato qui a disposizione. Grazie a voi, saluti ai tuoi telespettatori e a quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare anche me. Buonasera. Sigla.